buonasera a tutti. Vi sarete chiesti, più di qualcuno, che musica fosse questa qui. Era la marcia reale, l'inno che 80 anni fa era ancora l'inno nazionale, perché sappiamo che l'anniversario del referendum tra monarchia e repubblica è stato il 2 giugno, ma la Cassazione ci ha voluto un po' prima che ratificasse, diciamo, il risultato elettorale, quindi a oggi, 80 anni fa, oggi 5 giugno di 80 anni fa, l'inno era ancora questo. Ma abbiamo sentito l'inno e adesso andiamo avanti. Come sapete, come vedete dalle mie spalle, questo è un evento organizzato dal Comune di Vittorio Veneto e dalla sezione ANA di Vittorio Veneto nell'ambito delle celebrazioni dell'80° appunto del referendum che ha sancito la nascita della Repubblica Italiana. La struttura è molto semplice, affronteremo 4 temi legati appunto alla Costituzione, a questo appuntamento referendario, però legati anche all'attualità ovviamente, e lo capirete velocemente. Lo faremo attraverso il canto dei 4 cori che sono stati invitati. Il coro ANA, li dico in ordine assolutamente sparso: il coro ANA di Vittorio Veneto, il coro ANA Col di Lana, il coro ANA Mesulano e l'ensemble femminile Voci d'Altro Canto. Questo intervallate a letture significative dei 4 temi che vorremmo trattare, fatte dai volontari del gruppo Leggiamoli Forte della Biblioteca Civica. Questa è la struttura, ma so che non siete venuti qui a ascoltare me, per cui la taglio corta, però prima di cominciare vorrei sentire 2 parole dal presidente della sezione ANA Maurizio Casetta, che invito qua, magari evitando il salto ma facendo le scale. Presidente, dovevi fare il salto. Potevo fare il salto, ma ho detto no, non faccio vedere le mie doti atletiche. Esatto, no, eri sicuro, perché comunque c'è la protezione, sì, no, ma poi c'è la protezione civile degli alpini che ti soccorre, quindi esatto, credo, non li vedo. Ah sì, adesso no, ci sono, e già cominciamo a ringraziarli e speriamo ovviamente che non abbia niente da fare. Seduta tranquilla. Maurizio, ascolta, intanto salutiamo e ringraziamo anche dell'attenzione i telespettatori che ci stanno seguendo dalla tenda TV. Maurizio, siamo a questo secondo appuntamento, ci siamo già visti l'anno scorso per questo appuntamento, scusate la ripetizione. È un appuntamento a cui gli alpini tengono, perché comunque i valori della Costituzione, i valori, la bandiera che c'è dietro sono tutti i valori vostri, no? Esatto, diciamo che quando il Comune, quando praticamente abbiamo proposto assieme la cosa e poi c'è stato l'invito ufficiale a fare questa cosa, noi siamo stati ben felici di collaborare con il Comune, e i 4 cori, i 3 cori della sezione di Vittorio Veneto e il coro Voci d'Altro Canto, ensemble Voci d'Altro Canto, credo siano, spero, entusiasti per fare questa serata assieme a noi, assieme al Comune di Vittorio Veneto, perché questa serata ha un valore molto particolare. Al di là dei valori che citavi tu, questa sera leggeremo dei brani dell'Assemblea Costituente alla fine, no? Quindi renderemo un po' edotti, anzi, e ci renderemo edotti tutti quanti su quello che è stato l'inizio della Repubblica, la neonata Repubblica. Esatto, bravo, hai spoilerato un po', ma insomma va bene, ci va bene lo stesso. Va benissimo, sto scherzando ovviamente. Ascolta Maurizio, e dopo ti lascio. Per quanto riguarda i cori alpini, il cantare per gli alpini è sempre una cosa che dà emozione e che voi portate in giro anche per l'Italia, no? Beh sì, noi abbiamo, come dicevo prima, la sezione fortunatamente ha al suo interno 3 coralità alpine, 3 cori ANA, per cui portiamo avanti i nostri valori, la nostra cultura, anche cantando le canzoni, sia le canzoni di una volta, le canzoni, tanto per intenderci, della Prima Guerra Mondiale, eccetera, ma anche i nuovi brani d'autore popolari sempre, che danno lustro a loro, ai cori che le cantano, e alla sezione che appoggia queste 3 organizzazioni. Bene, grazie Maurizio, buona serata a te. Buona serata a voi, grazie.
Bene, allora, mentre invito il coro ANA di Vittorio Veneto a posizionarsi sul palco, io volevo introdurre il primo... Sì, ci sta. Dopo mi tolgo. Bene, allora intanto che continuano a salire, io volevo introdurre il primo argomento. Il primo argomento che tratteremo di questi 4 è la pace. È chiaro che in un momento, in un contesto internazionale come quello che stiamo vivendo, tra guerre, crisi geopolitiche, tra enti sovranazionali che non riescono più a fare quello per cui sono nati, con guerre alle porte dell'Europa, è un tema di estrema attualità. Si sa che la pace è fragile, la pace va coltivata ogni giorno e soprattutto va apprezzata e capita la storia, nel senso la memoria di quello che è successo ci deve insegnare tanto. Noi qui a Vittorio Veneto siamo il simbolo della conclusione di una guerra, siamo medaglia d'oro per la resistenza, e quindi sappiamo bene cosa vuol dire far memoria, una memoria storica appunto che ci deve aiutare a lavorare ogni giorno per la conquista di questa pace così fragile e mai definitiva. Sentiremo il coro ANA e poi leggeremo dei brani e sentiremo dei brani di Giacomo Matteotti, un pacifista e antimilitarista come lui, parole che ha pronunciato ovviamente tanti anni fa, ma sono attualissime. Cominciamo con le letture, tratte da La guerra e la pace di Giacomo Matteotti, legge Loris Tessari. Ma perché voi dovete parlare delle brutture della triplice intesa e sottacere quelle tedesche? Per dire male dei tedeschi ci siete già tutti voi e le infinite sfumature della borghesia. A noi preme di dimostrare che gli altri, italiani compresi, non sono meno barbari, non sono meno oppressori di nazionalità, per dedurne che la colpa è del sistema, è di tutti gli uomini, non di una singola razza. Quindi chiamiamo i lavoratori contro tutte le guerre, contro tutti i governi, per tutte le libertà. No, poiché la guerra è ormai inevitabile, la vostra propaganda non serve che a sminuire le forze morali del nostro popolo e a togliergli coraggio nella battaglia. Infatti, noi non auguriamo e non desideriamo la vittoria di nessuno. Chiunque dovesse vincere, vi sarà un popolo vinto che preparerà la rivincita di domani e quindi nuove guerre. E vi saranno vincitori che domineranno con la scusa della civiltà superiore, con la scusa del confine da arrotondare. Noi desideriamo piuttosto che tutti e due gli avversari si esauriscano, non vincano. Allora questa potrebbe essere l'ultima guerra, per i suoi stessi orrori, per la sua stessa inutilità. Quindi non abbiamo scrupoli sulla coscienza. Essi servirebbero soltanto a ungere le ruote del militarismo, del nazionalismo, del clericalismo. Noi siamo partigiani e ora più che mai sentiamo il dovere di irrigidirci nei nostri principi. Ci accusano di essere contro la patria. Poiché eravamo stati avversi alla guerra, si diede ad intendere che volessimo la sconfitta dell'Italia. La verità è che la nazione è una realtà geografica e storica
economica e politica, entro cui tutti viviamo e cresciamo. Fingere di ignorarla o di essere indifferenti alle sue sorti sarebbe come dire che ci è indifferente il proletariato italiano, ma anche in guerra o in una crisi conseguente a una politica che non è nostra responsabilità. Siamo legati alle sorti della nazione. Né vale dire che poiché da altri è la colpa, altri pensino a risolvere la crisi. La colpa è di altri, ma le conseguenze sono di tutti, sono anche nostre e ricadono più spesso sulle spalle del proletariato. Quindi noi intendiamo operare una pacifica convivenza tra le nazioni per ottenere che la solidarietà e la forza dei lavoratori di tutto il mondo impediscano conflitti e guerre. Ma se frattanto un esercito di rapinatori volesse sottoporre i cittadini di una nazione a un regime di schiavitù politica ed economica, è indubitabile la necessità della resistenza di tutti i lavoratori per non cadere nella doppia schiavitù del capitalismo nazionale e del capitalismo dello Stato invasore. Noi escludiamo ogni complicità con gli opposti nazionalismi e ogni adesione alle lotte dei diversi capitalismi. Il nazionalismo non si limita a promuovere lo sviluppo di una nazione, ma si fonda sulla forza materiale e sulla capacità di dominare altri popoli e di sfruttarli. Vuole arrecare ad altri un male da cui vuole difendere se stesso. E dal conseguente contrasto dei nazionalismi nemici sorge una continua cagione di armamenti e di guerre, le quali non hanno mai altro risultato che di creare una nazione di oppressori e una di oppressi e di distruggere enormi ricchezze e vite umane. Grazie Loris, grazie anche a Mario Antonio Refice. E ora il coro Ana di Vittorio Veneto, diretto dal maestro Carlo Berlese, presenterà questi canti. Siamo tutti fratelli di Carlo Berlese, Gran Dio del cielo, elaborazione di Efrem Casagrande, Va l'Alpin, armonizzazione di Efrem Casagrande, Senti cara Ninetta, armonizzazione di Beniamino Sanson, Il testamento del capitano, armonizzazione di Carlo Berlese, e Penne mozze di Efrem Casagrande. Siamo i vostri fratelli.
Dimmi
capitan della compagnia e le ferito sta per morire e manda dire ai suoi alpini perché lo vengano a ritrovare. I suoi alpini che manda dire che non ha scarpe per camminare, o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua. Cosa comanda, signor capitano, che noi adesso siamo arrivati? E io comando che il mio corpo in 5 pezzi sia tagliato. Il primo pezzo alla mia patria, secondo pezzo al battaglione, il terzo pezzo alla mia mamma, che si ricordi del suo figlio Alpi. Il quarto pezzo alla mia bella, che si ricordi del suo primo amor. L'ultimo pezzo alle montagne che lo fioriscano di rose e fiori.
Grazie al coro Anna di Vittorio Veneto, potete accomodarvi. E invito il coro Mesulano e il coro Col di Lana, che canteranno insieme questa sera, a raggiungermi qua sul palco. Erano qua, arriveranno. Ah, eccoli. Allora, il secondo argomento di questa sera è il lavoro. Nell'80° del referendum e della votazione dell'Assemblea Costituente ci sembrava giusto anche ricordare quello che è nell'articolo 1 della nostra Costituzione, e cioè che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il lavoro non inteso ovviamente strettamente come questione economica, ma lavoro che dà dignità all'uomo, lavoro che caratterizza persino l'uomo, però è anche giusto che non sia un lavoro purché sia lavoro. Va condannato, va denunciato il lavoro povero, come lo si chiama adesso, lo sfruttamento, tutte le forme più perverse del lavoro, che sicuramente non erano nella mente dei padri costituenti che hanno scritto quell'articolo in quel modo. Con delle letture da Il padrone di Goffredo Parise, uno dei romanzi meno conosciuti di Parise, fatte da Mario Anton Orefice, parleremo proprio di questo. Ogni momento della mia giornata, o meglio, ogni atto della mia vita, alzarmi dal letto, prendere il filobus, mangiare, lavorare, tornare in ufficio, cenare e coricarmi per la notte, è un atto che non è mai fine a se stesso, ma vive e si anima in funzione del dottor Max e della ditta che il dottor Max rappresenta. Dormo perché sono stanco, mangio perché ho fame, prendo il filobus perché è necessario arrivare puntuale alla ditta. Ma appunto un poco alla volta non faccio altro. Il cinema non mi piace più. La televisione nemmeno, non vado alle partite di calcio, passeggio solo per sgranchirmi le gambe, non leggo libri e giornali, insomma non faccio assolutamente nulla che sia estraneo alla ditta e al dottor Max. Quello che guadagno mi basta appena per vivere, ma mi basta. E se non mi bastasse lo farei bastare. Se guadagnerò di più, questo fatto mi farà molto felice, non tanto per il denaro, quanto perché con quell'aumento di stipendio il dottor Max, di sua iniziativa, vorrà premiarmi e dimostrare che per lui sono una proprietà cara, cioè un oggetto che va tenuto con cura. Insomma, la mia vita è mutata radicalmente, come prevedevo fin dal primo giorno, e ora ne è cominciata un'altra che potrebbe apparire quella di uno zelante impiegato. Potrebbe, ma non è così. Io non sono zelante, non c'è nessun esercizio di zelo nell'essere quello che sono, cioè nel fare la vita che faccio, ma semplicemente faccio la vita che faccio perché essa mi dà un senso di grande armonia e di serenità. Però a turbare questa serenità intervengono vari fatti, prima fra tutti l'instabilità del dottor Max. Egli giorno e notte fa dentro di sé questo ragionamento. Io sono il padrone di una grande ditta commerciale che ha rappresentanti ovunque. Sono un padrone del palazzo dove questa ditta ha sede
e di vari altri immobili, magazzini compresi, e ho ancora altre proprietà. Naturalmente, come sono il padrone degli stabili, delle macchine da scrivere, delle calcolatrici meccaniche, delle macchine meccanografiche e di tutto il resto, così sono anche il padrone dei miei dipendenti, che devo pagare più di quanto sarebbe necessario al loro sostentamento. Di tutte queste cose di cui io sono il padrone, posso disporre come voglio, farle o disfarle, mandarle in pezzi o invece prendermi cura come in realtà faccio. Naturalmente sono io che decido come devo impiegarle perché rendano quel denaro che mi consente di aumentarle. E io non sono poi così pazzo da disfarle e mandarle in pezzi come potrei, ma se volessi potrei. Che cosa mi trattiene? Mi trattiene un giudizio morale, un valore forse, cioè una voce morale che mi dice: tu sei onnipotente, puoi fare quello che vuoi e sta a te giudicare quello che deve essere fatto. Tu sai benissimo che volendo potresti mandare in rovina la ditta e rovinare con essa la vita di tanti suoi dipendenti. Sei libero, che cosa scegli? Scelgo di salvare la ditta, scelgo proprio questo, controllo dalla mattina alla sera che proprio quei dipendenti, per errori dovuti alla distrazione o alla poca coscienza morale nello svolgimento del loro lavoro, non rechino danno, ma vantaggio alla ditta da cui la loro vita dipende. Se non che, al contrario di essere libero di giudicare e di agire secondo il mio unico e solo giudizio morale, io devo diventare matto e obbedire alle richieste dei dipendenti, alle richieste dei sindacati, ai maneggi politici e via dicendo. Dunque, non solo, pur essendo io il padrone, non lo sono affatto, ma quasi sono io il dipendente dei miei dipendenti che chiedono uffici lussuosi, aumenti di stipendio e privilegi di ogni genere. A questo punto cosa devo fare? Esercitare tutto il mio potere che mi dà modo di punire come meglio credo i dipendenti scevri da coscienza morale, o lasciare andare le cose al punto da mettermi al loro stesso livello, se non addirittura sotto il loro livello. Grazie Mario. Ed ora i cori Col di Lana e Mesulano, diretti, vedo Sabrina Carraro, vedo Sabrina Zanette, scoprirete voi chi li dirige, le dirigeranno entrambi. Sentiremo Beniac alla storia di Beppi De Marzi, Monte Pasubio, elaborazione di Mario Lanaro e al pianoforte Maria Braido, Resterà la luce di Giorgio Susana e Solo di Marco Mairo.
Grazie al coro Coldilana, al coro Mesulano, ci rivedremo. E invito a entrare sul palco, perché mi pare che siano già dietro le quinte, l'ensemble femminile Voci d'altro canto. Le ho viste, è impossibile che non ci siano. Intanto che arrivano, volevo introdurre il terzo argomento di questa serata, eccole. Dicevo, volevo introdurre l'argomento il terzo argomento, scusate. Parliamo di paesaggio, potrebbe sembrare fuori tema rispetto alla serata e invece no, non solo perché è di attualità, perché parlare di paesaggio, di ambiente, oggi tra l'altro è la giornata mondiale dell'ambiente, ma con i problemi climatici, siamo in zona patrimonio UNESCO, quindi parlare di ambiente è sempre, di paesaggio è sempre attuale, ma ci permette anche di ricordare la figura di Francesco Franceschini. C'entra quel paesaggio perché ha presieduto al Parlamento la commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio. L'ho letta la definizione perché non l'avrei mai imparata tutta a memoria. Grazie a lui si è cominciato a parlare del concetto di beni culturali, è stato successivamente istituito addirittura il ministero che tuttora c'è. Perché ci dà l'occasione di parlare di Franceschini stasera? Perché Franceschini, nostro concittadino, professore al nostro Liceo Flaminio, è stato uno dei padri costituenti, è membro dell'Assemblea Costituente e poi molto a lungo parlamentare. Sentiremo parlare di lui, sentiremo parlare dell'altro vittoriese, Angelo Bellato, pure membro dell'Assemblea Costituente, con le letture di Barbara De Nardi e Loris Tessari. Successivamente non poteva mancare, parlando di paesaggio, una poesia di Andrea Zanzotto, tratto da Dietro il paesaggio. La poesia è L'amore infermo del giorno, leggerà Mario Antonio Refice. Come detto, furono due i costituenti a cui diede i natali la città di Vittorio Veneto. Angelo Bellato, nato nel 1900, dopo la disfatta di Caporetto nel 1917, fuggì a Torino insieme alla sua famiglia. Lavorò poi in Banca d'Italia, aderì alla San Vincenzo, fu sindacalista, si trasferì poi a Alessandria e nel 1932 divenne presidente provinciale della Gioventù dell'Azione Cattolica, ruolo che mantenne fino al 1936. Partigiano, nel 1946 venne candidato al primo Parlamento repubblicano e eletto deputato alla Costituente, nella circoscrizione di Alessandria, Asti e Cuneo per la Democrazia Cristiana. Venne rieletto poi nel 1948 nella prima legislatura del Parlamento successivo alla nascita della Costituzione. Francesco Franceschini invece nacque nel 1908, anche lui a Vittorio Veneto, si laureò in filosofia nel 1932 e in lettere nel 1936 all'Università di Padova. Dal 1942-1943 insegnò al liceo Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto e rimase docente fino al 1946, quando venne eletto appunto all'Assemblea Costituente sempre per la Democrazia Cristiana. Al riguardo vi leggiamo il ricordo che l'ex sindaco, professor Aldo Toffoli, ci ha lasciato di quando lui era studente del nostro liceo e apprese la notizia che Franceschini era stato eletto. Ricordo quel martedì mattina del 4 giugno 1946 al liceo Flaminio, quando, appena iniziate le lezioni, venne il bidello ad avvertire che tutti gli allievi erano convocati dal preside nell'aula magna. Così allora era pomposamente definita la grande aula che ora ospita la biblioteca del liceo. Era arredata solo con una cattedra e davanti 2 file di sedie su cui prendevano posto i professori, gli allievi dietro, in piedi, perché solo così lo spazio disponibile riusciva a contenerci tutti. Una volta arrivate tutte le classi entrò il preside Talin dalla porta di fondo, seguito dal professor Franceschini. Appena entrato, mentre fendeva la folla degli allievi, il preside prese a battere le mani e tutti lo seguimmo. Il passaparola fulmineo informò:
tutti che si trattava di festeggiare il professor Franceschini per la sua elezione a deputato dell'Assemblea Costituente. Arrivarono entrambi alla cattedra e dissero belle e ovvie parole di circostanza. Il professore, anzi l'onorevole Franceschini, pallidissimo, con voce particolarmente emozionata. Franceschini rimarrà in Parlamento fino al 1968 e dal 46 al 70 siederà anche tra i banchi del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto. È sua, tra l'altro, l'iscrizione che si legge sul monumento di Augusto Müller in Piazza del Popolo. Gloria di eventi vittoriosi, qui per sempre corona, secolari aneliti della patria, indipendenza, unità, libertà, consacrando il risorgimento del popolo nell'olocausto dei figli. Ai non immemori insegna le aperte vie della fraternità della pace, illuminando la fede, l'ardua ascesa degli italiani. Nel 1964 al 67 fu presidente della commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, comunemente conosciuta come Commissione Franceschini. Essa operò un'attenta indagine riguardo al censimento e allo stato dei beni culturali in Italia. Il prodotto di questo lavoro fu l'emanazione di 84 dichiarazioni, la prima delle quali contiene la nozione di bene culturale, tutto ciò che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà. Quella definizione è ancora oggi la base della definizione di beni culturali vigente in Italia. Proprio dai lavori della Commissione, peraltro, come è stato detto, nacque l'idea di creare un autonomo ministero che si occupasse di beni culturali e ambientali. All'epoca, infatti, non esisteva ancora questo ministero e tutto questo compito era demandato al Ministero dell'Istruzione. Il tema della tutela dei beni culturali e del paesaggio è contenuto nell'articolo 9 della nostra Costituzione, che nella sua versione originale afferma: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Questo testo fu quasi una novità assoluta nel panorama delle Costituzioni, con precedenti analoghi praticamente solo nella Costituzione repubblicana spagnola del 1931, a sua volta ispirata a quella della Repubblica di Weimar del 1919. L'amore infermo del giorno. L'amore infermo del giorno. L'amore infermo del giorno i monti fa deserti e inaccessibili ormai. I cimiteri oscuri diluvi hanno accolto l'odore delle macerie. Le innumerevoli gale della pioggia si assottigliano e vanno ai cieli di carta delle girandole, delle tende. A lungo esita il verde nelle soste dei prati e tra i suoi fregi fiordalisi l'ombra è caduta nelle piazze, si è fatta freddi, umidi, cervi. In città deboli di muffa nate sotto i venti, nelle vetrine e nei gioielli fanciulle non vedute schiudono il loro sopore di semplice crisantemo. Stanca allenta le dita cerule e svela i puri lineamenti la neve.
dal suo vaso odoroso il vespero ricciuto di germogli indugia sopra il lento discendere del mondo. Grazie Mario. Ora l'ensemble femminile Voci d'altro canto, diretto da Sabrina Carraro, ci proporrà The Seal Lullaby di Eric Whittaker, al pianoforte Maria Braido, Over the Rainbow, elaborata da Mauro Zuccante, Marze di Marco Maiero e You Raise Me Up, arrangiata da Roger Emerson, e al piano ancora Maria Braido. Oh
Grazie alle voci d'altro canto e passiamo alla quarta ed ultima sezione di questa serata. Non poteva ovviamente mancare un capitolo dedicato alle donne. Sappiamo che le donne il 2 giugno del 46 per la prima volta votarono e non è un dato meramente statistico, è una cosa storica, è un primo passo, se vogliamo, un primo gradino della lunga scala che porta alla parità. Ci sono ancora diversi scalini da fare per arrivare alla vetta, ma insomma quello è stato un punto importante. Una partecipazione al voto massiccia quella volta e le donne furono ovviamente grandi protagoniste. Ovviamente il coro è già qua, non l'ho chiamato, ma sono più bravi di me e sono già qua. Ovviamente li avete riconosciuti, il coro Mesulano e il coro Col di Lana. Le letture sono tratte da Il cognome delle donne di Aurora Tamigio, una giovane artista, autrice siciliana. Discutevamo prima se a 38 anni si può considerare giovane, ma insomma per me sì. E poi un'altra lettura da Teresa Mattei, è una donna membro è stata eletta nell'Assemblea Costituente, è stata tra l'altro citata l'altra sera, se avete visto lo spettacolo dalla Piazza del Quirinale, è stata citata appunto come donna simbolo delle donne di questi 80 anni. Per la verità è stata citata anche Tina Anselmi, fatemela citare anche a me, perché sicuramente merita e mi lega un rapporto familiare, di affetto familiare. Comunque dicevo, Teresa Mattei, appunto membro dell'Assemblea Costituente, dalla raccolta Partigiane. Racconteremo un po' il suo profilo e sentiremo il suo discorso in Assemblea Costituente, dal quale poi è nato l'articolo 3 della Costituzione. Leggono Aurora Tamigio, Rossella Prizzon e Teresa Mattei, Monica Vallese. Allegra come una rondine, aveva vestito Selma con l'abito della festa. Anche a Donato aveva chiesto di indossare il vestito buono e di fare in fretta, e suo fratello si era esibito in uno dei tanti sbuffi. «Stai andando a votare, mamma, non alla messa di Pasqua». Appena in strada, Selma aveva subito sentito che c'era aria di festa. La banda in piazza accordava gli strumenti e le campane suonavano ogni rintocco come se andassero a ritmo dei loro passi. C'era la messa quel giorno, ma era ancora presto per chiamare i fedeli dentro la chiesa. I colpi dal campanile erano tutti per ricordare alla gente di Sanremo che al municipio si votava per il re o per la Repubblica. Davanti all'ingresso del municipio sventolava la bandiera tricolore più grande che Selma avesse mai visto, e dietro un tavolo pieno di manifestini 2 funzionari dicevano: quello che si poteva o non si poteva fare dentro al seggio. C'era la fila. A ogni passo Rosa spingeva il petto sempre più innanzi e il mento in alto, che se il cappellino non fosse stato trattenuto dalle forcine sarebbe di certo caduto indietro. Era l'unica così elegante e Selma se n'era accorta subito, come si era reso conto che non solo sua madre, ma tutte le donne apparivano agitate davanti a quell'evento del voto. In un'altra occasione si sarebbero messe a confabulare tra loro, parlando di figli e mariti. Invece stavano, come Rosa, impettite e con la tessera elettorale ben stretta tra le dita. Di tanto in tanto si scambiavano un cenno educato, ma niente di più. Non volevano apparire fuori posto, né dire una parola di troppo o fare un passo in meno. Femmine che Selma aveva visto urlare a tutta gola per chiamare giù dagli alberi i figli disobbedienti
o sbiascicare in mezzo alla via maledizioni contro la guerra e gli uomini, adesso procedevano ordinate e silenziose come le chiocciole a bordo strada. C'era voluta un'oretta buona perché fosse il loro turno di entrare, e nell'attesa tra uno sguardo alla fila e una lettura ai cartelloni affissi sui tavoli, il tempo a Selma era passato veloce. Davanti al tricolore, il maresciallo aveva salutato Rosa con educazione e aveva domandato se suo figlio militare stesse bene. Rosa si era raccomandata con Selma di attenderla all'ingresso del municipio. Quando aveva fatto per entrare, però, il sindaco l'aveva fermata di nuovo, mettendole tutte e due i palmi davanti, rispettosamente, ma non abbastanza perché lei non protestasse. Le regole non le faccio io, donna Rosa. Aveva estratto un fazzoletto di stoffa dalla tasca interna della giacca di cotone. Ci dovrebbe entrare senza rossetto nella cabina elettorale. Per un solo momento Rosa aveva abbandonato la sua aria glaciale. La motivazione? Il maresciallo Conte, più bravo del sindaco a spiegarsi, aveva detto che siccome la scheda elettorale andava incollata con la sputazza, proprio come le buste da lettere, era importante che non avesse alcun segno di riconoscimento, tantomeno tracce di rossetto, che rivelassero che si trattava di un'elettrice e non di un elettore. Mentre incollate la busta potreste, senza volerlo, lasciare il segno del rossetto. In questo caso, signora, il vostro voto sarebbe nullo. Selma aveva guardato sua madre togliersi il rossetto, usando il proprio fazzoletto per strofinarlo via, e non quello che le aveva offerto il sindaco. Il rossetto lo portasse con sé, donna Rosa, per farsi bella subito fuori dal seggio. Il 2 giugno 1946 Selma 40 aveva osservato sua madre entrare nel seggio elettorale, senza rossetto, con il vestito buono e i palmi delle mani umidi. Aveva espresso la sua preferenza per la Repubblica d'Italia. Uscita dal seggio, siccome a rimettersi il rossetto ormai le pareva di fare un piacere al sindaco, Rosa aveva messo il tubicino nero in mano a Selma. Questo tienilo tu, te lo regalo. Selma avrebbe indossato quello stesso rossetto anni dopo per il suo primo voto. A differenza di sua madre, però, a lei nessuno avrebbe chiesto di toglierlo. È il 25 giugno 1946. Tra poco entreremo a Montecitorio e inizieranno i lavori dell'Assemblea Costituente. Sono felice, sono emozionata. 1000 pensieri, tanti progetti. C'è tanto da fare. Finalmente la pace, la libertà, la democrazia. Ma quanto è costato arrivare fino a qui? Ci ho pensato molto in questi giorni, forse mai come in questi giorni. E ora eccomi qui. Abbiamo ottenuto che le donne possano votare ed essere elette. Non era scontato. Io sono una delle 21 donne elette alla Costituente, la più giovane. «18 marzo 1947. Onorevoli colleghi, vorrei solo sottolineare in questa assemblea qualcosa di nuovo che sta accadendo nel nostro paese. Non a caso, fra le più solenni dichiarazioni che rientrano nei 7 articoli di queste disposizioni generali,
accanto alla formula che delinea il volto nuovo, fatto di democrazia, di lavoro, di progetto sociale della nostra Repubblica, accanto alla solenne affermazione della nostra volontà di pace e di collaborazione internazionale, accanto alla riaffermata dignità della persona umana, ecco, trova posto nell'articolo 7 la non meno solenne e necessaria affermazione della completa e uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche. Questo basterebbe, onorevoli colleghi, a dare un preminente carattere antifascista a tutta la nostra Costituzione. Perché proprio in queste fondamentali cose il fascismo ha tradito l'Italia, togliendo all'Italia il suo carattere di paese del lavoro e dei lavoratori, togliendo ai lavoratori la loro libertà, conducendo una politica di guerra, una politica di odio verso gli altri paesi, facendo una politica che sopprimeva ogni personalità della persona umana, di veder rispettare le proprie libertà, la propria dignità, la possibilità alle categorie più oppresse, più diseredate del nostro paese di affacciarsi alla vita sociale, alla vita nazionale, e togliendo quindi anche alle donne italiane la possibilità di contribuire fattivamente alla costituzione di una società migliore. Noi salutiamo quindi con speranza e con fiducia la figura di donna che nasce dalla solenne affermazione costituzionale. È purtroppo ancora radicata nella mentalità corrente una sottovalutazione della donna, fatta un po' di disprezzo, un po' di compatimento, che ha ostacolato fin qui grandemente e ha addirittura vietato l'apporto pieno delle energie e delle capacità femminili in numerosi campi della vita nazionale. Per questa ragione io torno a proporre che sia migliorata la forma del secondo comma dell'articolo 7, che sarà poi il 3, nel seguente modo: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che limitano di fatto, e noi vogliamo che sia aggiunto, la libertà e l'uguaglianza degli individui e impediscano il completo sviluppo della persona umana. Grazie. Allora, avete già visto schierato il doppio coro Mesulano Col di Lana, che ci proporranno quattro brani. Il primo merita 2 parole di presentazione. Si intitola A bocca chiusa, di Daniele Silvestri. Chi di voi, e sono stati in molti, ha visto il film C'è ancora domani di Paola Cortellesi, ricorderà che questa canzone era la canzone del finale del film, scelta apposta perché il film parlava di resistenza, di coraggio, di lotta per le proprie idee, per i propri ideali, per i propri valori, anche a costo di restare senza voce, e fatto proprio per difendere i propri diritti, i propri valori. È quello che queste donne di cui abbiamo sentito leggere e parlare hanno fatto, e questo l'omaggio che i 2 cori vogliono fare. Sempre con le 2 Sabrine in direzione, vedete non ce n'è neanche una, poi si materializzeranno. Come dicevo, A bocca chiusa di Daniele Silvestri, al pianoforte Maria Braido. Abbiamo fatto un applauso alla pianista. A seguire Varda che vien mattina di Bepi De Marzi, Stellutis Alpini, elaborazione di Mario Lanaro, sempre Maria Braido al pianoforte, e chiuderemo con Gli occhi di Caterina di Ivan Cobbe.
fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza, che partecipazione certo è libertà, ma è pure resistenza. Io non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e forse in mezzo sogno in tasca e molti errori brutti. Io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo in tanti che quasi fa paura. Ho solo 3 sfigati, come dice la questura. E le parole, sì lo so, son sempre quelle. Ma è uscito il sole e a me mi sembrano più belle scuola e lavoro che temi originali, se non per quella vecchia idea di essere tutti uguali. E senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa. Canto pure a bocca chiusa. Guarda quanta gente c'è che sa rispondere dopo di me a bocca chiusa. Guarda quanta gente c'è che sa rispondere dopo di me A bocca chiusa. A bocca chiusa. A bocca chiusa. Guarda quanta gente c'è. A bocca chiusa. Guarda quanta gente c'è. A bocca chiusa.
una bambola di stoffa, ha 2 filo sempre fra le dita, mano sotto il mento ripercorre piano la sua vita. Caterina quando fuori online fa collane di convite, sembra di settata che si cade in mille meraviglie, è la terza di 9 sorelle, brilla il collo la sua catenina, piange quando pensa a Buenos Aires alla sua Argentina. Quanta vita si nasconde dentro questo vecchio cuore, quanti occhi ho visto questi occhi stanchi di parole. M'è rimasto un po' di tempo, m'è rimasta ancora un po' di luce, prima di dormire cruciverba il segno della croce. Caterina, Caterina, Caterina. Caterina in uno scrigno, sto dicendo i suoi segreti, ha dipinto qualche che raposano sulle pareti. Nel cortile stende le lenzuola e coltiva ortensi e ciclamini, con la stessa cura di una madre con i suoi bambini. Quanta vita si nasconde dentro questo vecchio cuore, quante mani ha stretto queste mani prima di tremare. M'è rimasto un po' di tempo, m'è rimasta ancora un po' di voce, prima di dormire camomilla e segno della croce. M'è rimasto un po' di tempo, m'è rimasta ancora un po' di voce, prima di dormire camomilla e segno della croce. Bene, non voglio interrompere l'applauso perché c'è ancora una coda a questa serata. Volevo invitare il coro Ana Vittorio Veneto a salire sul palco e anche le esponenti dell'ensemble Voci d'altro canto, e intanto che si posizionano per i saluti di chiusura invito di nuovo il presidente Casetta e l'assessore Barbara Denardi a fare questo saluto finale. E intanto che arrivano tutti volevo fare i ringraziamenti di rito, perché l'idea mia era di concludere con un canto che ci offriranno tutti questi coristi e magari anche noi tutti quanti insieme, perché è un canto che conosciamo tutti. Comunque prima di arrivare a questo canto volevo fare un po' di ringraziamenti. Allora, prima di tutto ai cori Col di Lana, Mesulano, Ana Vittorio Veneto, Ensemble, ovviamente ai maestri e alle maestre, se vengono qua davanti, che così. Carlo, dov'è Carlo? Questo per i maestri. Beato fra le donne, allora deve mettersi in mezzo. Ecco. Bene, poi grazie ovviamente al comune che ha organizzato assieme alla sezione Ana di Vittorio Veneto, grazie alla protezione civile degli alpini che è stata vigile e per fortuna inoperosa, come abbiamo detto all'inizio, grazie agli uffici ovviamente comunali che hanno permesso tutto quello che c'è stato dietro questa organizzazione, grazie ai volontari della biblioteca civica Leggiamoli Forte, Mario Antonio Refice, Lori Stessari, Rossella Prizzon e Monica Vallese, grazie anche a voi. Grazie a Matteo Tempini che ci ha fatto funzionare le voci e i microfoni, grazie alla Tenda TV, a Federico Campo all'Orto in regia e a Michele Dalmagro alla camera. Basta, e grazie ovviamente a Edoardo Fainello e al Centro Teatrale da Ponte che ci ha ospitati qua. Allora, prima
Barbara, prima hai letto, hai fatto la lettrice, adesso sei qua come assessore, rappresenti il comune. Abbiamo portato a termine anche questo appuntamento che per il 2 di giugno era doveroso. Sì, assolutamente, io colgo l'occasione a nome di tutta l'amministrazione, la sindaca si scusa ma è impegnata con una urgenza che insieme a LUS sta cercando di gestire, che ben conoscete tutti quanti. Anche a nome suo, oltre che di tutta l'amministrazione, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato nell'organizzazione di questa serata. Maurizio Casetta, che anche quest'anno ha subito colto al balzo l'opportunità di realizzare questa serata. Sì, è assolutamente importante ricordare quello che è avvenuto 80 anni fa, perché non è un elemento sepolto nel passato della nostra esistenza. Quello che è successo il 2 giugno 1946 e nei successivi mesi, che hanno portato alla stesura della nostra Carta Costituzionale, è un percorso che ha aperto una strada alla quale tutti quanti noi siamo chiamati a concorrere, che è la strada della crescita, del progresso e dello sviluppo del nostro Paese. Abbiamo sentito parole come libertà, io ci aggiungo solidarietà, perché senza la solidarietà che fa parte della nostra identità nazionale non saremmo gli stessi. Solidarietà che gli alpini ogni volta che c'è bisogno, quest'anno è anche l'anniversario del terremoto in Friuli, per cui ci ricorda anche come la nostra Repubblica e tutti le componenti della nostra Repubblica concorrono quando c'è necessità, quando ci sono calamità, all'aiuto nei confronti degli altri, all'accoglienza e alla crescita, e la cultura è uno degli elementi fondamentali per poter far crescere il nostro Paese, perché ci apre la mente, costruisce ponti e avvicina le persone, per cui quale modo migliore secondo me per celebrare quello che è avvenuto 80 anni fa e ricordarci che tutti quanti noi ogni giorno quello che è successo 80 anni fa lo dobbiamo portare avanti. Grazie Barbara. E volevo chiudere con Maurizio. Allora, Maurizio, è un anno che mi prendono in giro perché qua fuori da sto muro qua eravamo in piazza, un anno fa ti ho dato del Democristiano, ma sì, ma aspetta, ma per me era un complimento, voglio dire, non era un'offesa, ci mancherebbe altro. E chi non si ricorda, lo ricordo io, te l'ho dato perché quando io ti ho chiesto, ma insomma dai, facci una promessa, cosa porti a Vittorio Veneto, una Triveneta, una nazionale, qualcosa, parlo di adunate ovviamente degli alpini, e tu ti sei barcamenato alla Democristiana, che ripeto è un complimento. Però adesso, dopo un anno, te la rifaccio la domanda, no? Perché è passato un anno, ti sei un po' organizzato. Non ho cambiato partito politico. E quindi niente risposta. No, assolutamente no, per il momento non vi abbiamo... Sai che non ti credo. Sì, lo so che non mi credi, abbiamo delle idee in testa, io ecco, vedi. Dai. Assieme al mio comitato di presidenza, a tutti i consiglieri. Devo chiederlo a loro? Puoi chiederlo a loro, ma credo ti daranno la stessa risposta. Quindi nessuna risposta? Quindi nessuna risposta. Vabbè. Allora niente, non so a che appuntamento darvi, comunque a parte adesso... Fra qualche anno magari. Va bene. Il prossimo anno? Continuiamo il prossimo anno, il 2 di giugno, con un'altra manifestazione. Troveremo fuori altri temi da sviscerare, da far cantare ai cori. Avete visto che belli che sono. Io gli farei anche un altro applauso, perché se lo meritano. Ci sono quest'anno, oltre ai 3 cori alpini, si è aggiunto l'ensemble Voci d'altro canto, se non erro, ecco. E quindi la cosa si è arricchita ancora di più. Io vi porto comunque i saluti, come dicevo prima, della mia sezione, di tutte le persone che lavorano per la solidarietà, come ha detto prima l'assessore Denardi. Ha ricordato il 50° anniversario del terremoto del Friuli, del terribile terremoto del Friuli. Quell'anno, quel periodo lì,
nella tragedia c'è stata una cosa che si è elevata, che è l'inizio con Zamberletti, con il dottor Zamberletti, della protezione civile. Noi come ANA abbiamo un ramo della protezione civile che è la protezione civile ANA, per cui siamo grati al dottor Zamberletti, non siamo rimasti male e non siamo grati per il terremoto, però diciamo c'è qualcosa di buono che ha portato questa disgrazia. Tra le altre cose, quest'anno ci sono i 50 anni appunto del terremoto e il nostro Triveneto, come dicevi prima, si svolgerà proprio a Gemona, nella città, nel paese dove c'è stato l'epicentro praticamente di quel terribile terremoto. Quindi per chi vuole vi aspettiamo tutti a Gemona il 19, 20 e 21 giugno, si ricorderà il terremoto assieme agli alpini, ma assieme a tantissime iniziative che ricorderanno appunto quel pessimo, grave, quel disastroso evento. Grazie. Beh, grazie a te Maurizio. Ovviamente chi non potrà venire a Gemona seguirà sulla Tenda TV le varie dirette che come sempre verranno fatte. Ormai gli diamo un cappello d'alpino d'onore. No, non state là fuori la storia dei cappelli alpini che dopo non devo pipì. No. Volevo solo concludere dicendo che è nata sì con il terremoto la protezione civile, ma gli alpini non avevano bisogno della protezione civile per rispondere presente sempre quando c'è da dare una mano. Quindi diciamo, tanto per concludere, che da Vittorio Veneto, dalla sezione ANA di Vittorio Veneto, quell'anno sono partiti 146 alpini nel paese di Pinzano. Qui tra le altre cose abbiamo uno di loro che è il presidente emerito di Vittorio Veneto, che anche lui era a Pinzano. Io no, purtroppo ero piccolino. Cosa vorresti dire che è vecchio? È più vecchio di me. Meno giovane. È meno giovane di me, sì. Qualche anno, quindi lui ha fatto parte di questa cosa, io avevo 15 anni, quindi... Va bene, signori, allora grazie di averci sopportati fino adesso, noi che parliamo, e aver applaudito loro che se lo meritano. E l'ultimo canto lo conosciamo tutti, loro lo fanno bene, noi facciamolo come possiamo, ma possiamo farlo davvero tutti, e arrivederci al prossimo anno.